Siamo assolutamente a disposizione della famiglia perché la famiglia in questo momento si trova senza casa, non c'è solo la tragedia, ma c'è tragedia su tragedia, insomma. Per le prossime notti hanno degli amici, dei parenti che li ospiteranno, però poi dovremo pensare a una soluzione per loro. Sono molto provati. Addolorato per la vicenda, il sindaco Baggio, insieme all'amministrazione comunale, si mette a disposizione della famiglia che, oltre a dover far fronte a questa tragedia, ora si ritrova anche senza casa. Una casa in cui vivono da circa 10 anni. Sicuramente passati questi momenti qua ci incontreremo e capiremo come fare per aiutarli perché sono rimasti da soli, c'è un mutuo da pagare, ci sono dei mobili anche questi da pagare, quindi sicuramente saremo al loro fianco. Il sindaco non esclude la proclamazione del lutto cittadino. Credo di sì, dovrà essere d'accordo la famiglia, ma è una tragedia troppo grossa, insomma, per non poter meritare un momento di ricordo.